La prima paziente operata a Bassano con il nuovo robot aveva un'artrosi all'anca, ormai l'unica soluzione era la protesi. E così l'equipe del dottor Giovanni Grano ha scritto una pagina storica per la sanità del Veneto. Un intervento riuscito, tra pochi giorni la signora tornerà a casa. Oggi è un giorno importante perché abbiamo iniziato questa nuova avventura con la chirurgia robotica dell'anca e la continueremo anche con quella del ginocchio. Ma è anche un giorno importante perché diamo un messaggio in un momento di difficoltà, in un momento in cui siamo distratti da questa maledetta pandemia che ci sta attanagliando da un anno, più di un anno. Vogliamo dare un messaggio di rinascita, vogliamo dare un messaggio di ripartenza. Questo robot prende tutte le informazioni, le elabora in 3D, pianifica con una precisione assoluta l'operazione, dice dove bisogna tagliare, come mettere in asse la protesi, con quale diametro e con quale inclinazione. L'uomo insomma arriva fino a un certo punto, il robot dà qualcosa in più, è un amico, non va in competizione con il chirurgo ma lo aiuta e l'azienda che ha dato gratuitamente il robot al dottor Grano avrà da lui e dalla sua equipe informazioni preziose da utilizzare in tutta Italia. L'uomo ci ha messo del suo e ci metterà sempre del suo. È chiaro che il robot dobbiamo vederlo come un amico, come un qualcosa con cui dobbiamo parlare, perché ci dà delle informazioni importanti per ricostruire la geometria dell'anca in maniera perfetta. E questo chiaramente ha come ripercussione positiva la stabilità della protesi, la durata nel tempo della protesi e una più rapida ripresa funzionale da parte del paziente. Noi abbiamo fatto una piccola formazione e poi sulla base anche delle esperienze comunque acquisite negli anni siamo riusciti a affrontare la cosa abbastanza serenamente. Tempi di degenza più brevi e la probabilità più alta che non si debba rifare l'intervento riduce anche i costi per la sanità pubblica.